Buongiorno da Taglio di Po, siamo a monitorare la situazione del Po, qua siamo a Taglio di Po, e, oggi è martedì 22 ottobre, ecco tanto per vedere, qua siamo proprio nei pressi del ponte sulla strada statale Romea, vedete un signore, un pescatore che è immerso e quindi di solito il livello della golena era appunto dove sta camminando adesso il pescatore. Proviamo a capire innanzitutto, una prima impressione è che il Po sta, anzi l'Adriatico sta ricevendo molto bene nonostante ci sono moltissimi detriti. Sappiamo che il ponte di barche sia a Santa Giulia che quindi sul Po di Donzella, scusate, è aperto, quindi non è transitabile, però l'hanno aperto per permettere appunto il deflusso di questi detriti, e anche il ponte di barche su il Po di Goro. Proviamo ad ascoltare un po' di pescatori che sono qua, che forse conoscono meglio di noi la situazione. Dal mio punto di vista, anche essendo cittadino del Delta, non desta preoccupazioni. Ecco, vedete per esempio quel casone di ricovero attrezzi per i pescatori è allagato, e di solito è sul piano della golena, e quindi siamo a un metro circa superiore al livello medio del Po. Preoccupati di questa piena o no? Ma sta ancora qui l'acqua, Vuoi ancora aria, 10 scadini? Perché te? questa ancora qui 2 metri d'acqua. E qui dica ti piveggio. È 94, È l'attacca. sì. Ecco, alcuni storici, diciamo pescatori che conoscono molto bene, nel 2014 è stata la piena più importante di questi ultimi anni. Ecco, noi siamo qua sul piano Po, quindi vedete la golena è abbastanza invasa, però nel 2014 era alta un metro in più e più o meno corrispondeva dove ci sono appunto gli stivali. Ecco, quindi detta anche dagli esperti o perlomeno dai pescatori che sicuramente conoscono questo fiume, non c'è da preoccuparsi. Il 2014 appunto era più o meno 1,20 m più alta rispetto a questo momento. Da Leandro Maggi, da Taglio di Po, è sempre un piacere. Buona giornata.